È morta per un colpo di pistola sparato accidentalmente dal figlio di 8 anni. La svolta nel giallo di Irkia Nawi, la donna di Ariano nel Polesine, trovata agonizzante in casa e poi deceduta in ospedale, ha assunto i contorni del dramma familiare. Sarebbe stato infatti il figlio minore di appena 8 anni ad uccidere per sbaglio la mamma mentre armeggiava con la pistola. Il piccolo avrebbe usato l'arma del padrone di casa che aveva trovato insieme al fratello, non si sa come. Sarebbe entrato poi in casa giocando, così sarebbe partito il colpo mortale. Questa è la ricostruzione fatta dagli investigatori del tragico incidente dopo il ritrovamento della pistola questa mattina in un terreno vicino all'abitazione dove la 31enne viveva assieme al marito e ai due figli di 8 e 11 anni. L'autopsia ieri aveva accertato la presenza di un proiettile calibro 22 nel cranio di Erchia. La magistratura aveva disposto ulteriori accertamenti di carattere balistico per confermare il calibro e la compatibilità del proiettile con le armi recuperate nell'abitazione del vicino di casa che le detiene regolarmente in quanto cacciatore. Era stato proprio il piccolo di 8 anni a dare l'allarme, aveva detto di aver visto la mamma cadere a terra mentre era al telefono con i parenti in Marocco. Subito dopo in casa era accorso anche il vicino che ha chiamato i soccorsi. Ora gli inquirenti vogliono capire come sia finita la pistola nel campo adiacente all'abitazione. Con ogni probabilità potrebbe essersi trattato di un tentativo da parte dell'anziano di coprire i due bambini, raccontando agli investigatori una versione di comodo della tragedia per allontanare ogni sospetto dai piccoli.